Cresce il turismo nella Marca trevigiana. Dopo i segnali confortanti dei primi 3 mesi, si conferma la ripartenza che nel periodo da gennaio ad agosto fa segnare soltanto risultati positivi, più 7,93% negli arrivi e più 6,97% nelle presenze rispetto al 2009. Il risultato è frutto di un'ottima performance del domestico, ovvero gli italiani, con un più 9,55% degli arrivi e più 7,23% delle presenze, e da una positiva crescita del flusso di stranieri, più 6% sia nelle presenze che negli arrivi. Treviso è dunque la quarta provincia del Veneto per arrivi. In generale sono cresciute tutte le aree geografiche, soprattutto il Coneglianese e il Vittoriese. Il Montebellunese invece ha registrato un calo. Abbiamo notato una fidelizzazione dei turisti verso il nostro territorio, abbiamo visto che abbiamo una provenienza straniera sempre più eterogenea, abbiamo quest'anno totalizzato un numero importante di provenienze dal Giappone e credo che il sistema della provincia di Treviso dal punto di vista del turismo stia rispondendo bene a una trasformazione dei segmenti del turismo che si sta verificando all'interno della nostra provincia. Avviati a Vittorio Veneto i lavori della Bretella di Ceneda, una nuova infrastruttura che collega il casello tra la A27 Vittorio Veneto Sud, la strada provinciale 103 Monticanello e la strada statale 51 Alemagna. L'intervento, che interessa un tracciato di 1400 metri lineari, prevede la realizzazione di una rotatoria a 4 braccia del diametro interno di 30 metri e quella di piste ciclopedonali. L'impegno finanziario complessivo è di oltre 7 milioni di euro. Questo intervento entra in un accordo con le Autostrade per l'Italia per la messa a norma, soprattutto per eliminare quelli che sono i problemi sulle due uscite dell'A27, Treviso Nord e Vittorio Veneto Sud. Oggi avvio lavori a questo, sabato prossimo partiremo con il completamento invece e inaugurazione della nuova bretella. Abbiamo sistemato 2 uscite dell'autostrada importantissime per i nostri imprenditori ma per la qualità della vita nella nostra provincia.